Venerdì 27 maggio, in onore dei festeggiamenti per il trentennale della promozione dell'AS Sora Calcio in Serie C negli anni 90, l'amministrazione comunale è scesa in campo presso lo stadio Tomei contro le vecchie glorie del Sora Calcio. Per ricordare la splendida vittoria e il passaggio in Lega Pro della formazione bianconera stagione 91-92, il sindaco Luca Di Stefano ha voluto inserire una partita di calcio all'interno del programma dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta, patrona della città volsca. Sì, è un giorno di festa per tutta la nostra città, è un giorno per ricordare i 30 anni del Grande Sora. Ecco, tutta la nostra comunità è legata a questa squadra, al calcio, al Sora Calcio, e quindi mi sembra doveroso dare un rilievo particolare a loro, perché sono stati coloro che hanno fatto sognare tante generazioni, e quindi forza Sora, divertiamoci e facciamo divertire anche tante persone che sono venute oggi a vedere la partita. A guidare la formazione dell'ente comunale l'assessore Alessandro Mosticone, alla panchina delle glorie degli anni 90 invece mister Claudio Di Pucchio. Noi siamo grati all'amministrazione comunale che ha voluto concederci questo onore, speriamo di non deludere, ma se la gente si dovesse aspettare ancora quella squadra che ha fatto tutti quei record quell'anno, ha vinto il campionato, gli spareggi, è stata la migliore difesa di tutto il campionato nazionale, è arrivato in finale di Coppa Italia, insomma non sono più loro, ecco, questi non sono più loro, io dico ai miei ragazzi, ma questi non sono più ragazzi, sono tutti vecchierelli, insomma. L'importante è comunque che ci sia questo feeling sempre tra la città e loro che l'hanno rappresentata con onore e dignità, e la città che sia orgogliosa di loro. Ecco, un messaggio anche per il calcio che torni a crescere nella nostra città. Ma sicuramente, ma certamente, è chiaro che io in primis e loro la domenica dopo la partita ci scambiamo delle opinioni, ne parliamo, perché siamo tutti ancora tifosi del Sora, è chiaro, non possiamo dare più il nostro contributo. La partita di calcio, un sogno bianconero, si è chiusa con un pareggio in cui le due squadre portano a casa 2 reti a testa. Alla panchina comunale anche il consigliere della Regione Lazio Loreto Marcelli. Beh, sì, una festa veramente speciale, quella di Santa Restituta. Questo trentennale io lo vivo in una maniera diversa, ma 30 anni fa lo ricordo con entusiasmo, con passione, ho tantissimi ricordi in quella cavalcata che fu meravigliosa in quegli anni d'oro, in cui seguivo la squadra all'epoca, l'ho seguita dappertutto, e quindi per me è un'emozione grande essere in campo quest'oggi, stare insieme a loro. Ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio tutti loro che ci siamo riconosciuti a distanza di 30 anni, un po' con fatica, ma li ho riconosciuti uno ad uno, i grandi calciatori di quegli anni d'oro che ci hanno regalato tante emozioni. Ci ricordiamo tanti appuntamenti speciali, 10-12 mila spettatori nei campi qui vicino a Frosinone, al Flaminio. Fu una cavalcata strepitosa, dei ricordi indelebili che dopo 30 anni riaffiorano tutti i momenti di quegli anni, e li ho vissuti da protagonista, l'ho seguita dappertutto. Nella serata di venerdì, sul palco di Piazza Santa Restituta, spazio al ricordo e ai momenti più salienti di quell'indimenticabile campionato di 30 anni fa, mostrati al pubblico presente grazie ad interviste e contributi video. L'evento, presentato dai giornalisti Ilaria Paulisso e Sandro Cristini, ha visto anche la premiazione da parte del sindaco Di Stefano dei campioni del Sora 91-92 e del mister Claudio Di Pucchio, ora consapevoli più che mai del contributo che hanno dato ad una pagina di storia sportiva importante per l'intera città.